Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di norme che punta a garantire le imprese grandi, medie e piccole. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'ennesima conferenza stampa agli italiani con un flusso poderoso di risorse. Con altri due decreti si assicurano benefici per le scuole e si proteggono le aziende italiane da scalate ostili. Andando nel dettaglio del provvedimento, scopriamo infatti il rinvio dei pagamenti fiscali e contributivi che gravavano sulle imprese. Lo Stato per il momento rinuncia ad incassare 10 miliardi di euro. Il decreto stanzia 85 milioni di euro in favore delle scuole per acquistare tablet e PC ed organizzare al meglio la didattica a distanza, con benefici particolari agli studenti meno abbienti. Per contrastare le scalate ostili verso le aziende italiane in crisi a causa del coronavirus, il governo rende più alto il muro protettivo per proteggere quelle aziende nel settore finanziario, dell'energia, dei trasporti, dell'acqua, della sicurezza alimentare e dell'agricoltura. Previsto inoltre un fondo centrale di garanzia per le imprese italiane che offrirà una copertura pubblica ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e intermediari finanziari. Istituita una task force per concedere garanzie a banche e istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito. Banche ed istituzioni finanziarie saranno dunque molto più tranquille quando concederanno prestiti, perché questi saranno garantiti dal fondo di garanzia e quindi dallo Stato. Il decreto di liquidità, ha concluso Conte, creerà tra l'altro un gruppo di lavoro che premierà le imprese capaci di approdare o di ritornare sui mercati internazionali attraverso le esportazioni, gruppo presieduto dal direttore generale del Tesoro e dal direttore generale degli affari esteri. Oggi è stata una giornata intensa di lavoro con tutti i ministri. Abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori. Avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio, con il decreto appena approvato, diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Ho fatto anche molto altro. Abbiamo anche approvato una norma, un decreto per la scuola di cui ci parlerà poi la Ministra Azzolina. Io quello che posso dire è che confermo. In questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei. Tutti tengono a esprimere solidarietà, sostegno al nostro Paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti Paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza, la resilienza del nostro Paese. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire: state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio, e il pensiero va sempre a tutte le migliaia e migliaia di donne e di uomini che ogni giorno stanno lavorando in prima linea per noi. Parlo dei medici, infermieri, personale sanitario, personale appartenente alle Forze Armate, parlo delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e tantissimi altri che non potrei qui citare tutti insieme.